Chiude in bellezza la sagra dell'Agnello Pasquale a Favara. Anche quest'anno la manifestazione, giunta ormai alla 16ª edizione, non ha deluso gli appassionati del rinomato dolce e raccoglie sempre più consensi. Un bilancio di questa sagra dell'Agnello Pasquale? Sicuramente positivo, tant'è che oggi stesso abbiamo assistito a un passaggio pure su un network nazionale che parla proprio dell'Agnello Pasquale. In mezzo a tante difficoltà abbiamo fatto una 16ª sagra invece con dei buoni risultati, non dico ottimi perché c'è spazio per migliorare, ma quando tutti i pasticceri vendono la loro produzione e non hanno più prodotto disponibile, questo è importantissimo. In più abbiamo ricevuto visite da parte di turisti, quindi sicuramente un bilancio positivo. È una sagra che si ripete, questa è la 16ª, quest'anno è andata molto bene, abbiamo invitato per quello che mi riguarda, quindi l'amministrazione comunale, di iniziare l'organizzazione della successiva già dalla prossima settimana. Quest'anno abbiamo registrato un buon numero di presenze, però si può fare sempre di più. È un'occasione importante di valorizzazione e di promozione del territorio, ma anche un'occasione importante per i tanti pasticceri locali e i panificatori che realizzano questo dolce buonissimo. Un prodotto ormai famoso, simbolo della festa appena trascorsa, l'Agnello Pasquale rappresenta ormai un marchio di qualità per Favara e per la sua economia. Da qui l'assegnazione del DECO, denominazione comunale. Noi vorremmo innanzitutto con la DECO dire qual è la ricetta dell'Agnello Pasquale nostro, quindi con le mandorle caratteristiche del nostro territorio, con il pistacchio nostro e non dai paesi asiatici, e con la bravura dei nostri pasticceri e delle nostre maestranze. E nel corso del convegno finale, svoltosi al Castello Chiaramonte, presentato il concorso di idee Un logo per l'Agnello Pasquale. Stiamo presentando quest'oggi un progetto, un bando per realizzare un marchio proprio che dimostra, che dia l'iniziativa. Per questo abbiamo fatto un bando e ci sarà addirittura un premio simbolico, è poco, 1.000 euro, ma per uno studente che riesce a fare un bel marchio, perché no, 1.000 euro gli può permettere di farsi una vacanzina.